La gestione del canile municipale di Sant'Anna va a gara per le annate 2018 e 2019. È stata infatti pubblicata nell'albo pretorio del comune una determina del dirigente del settore ecologia Paolo Spagna che indice la gara per l'affidamento del servizio, dal momento che l'attuale gerenza, in carico all'Associazione Protezione Animali, è scaduta lo scorso 30 aprile ed è stata prorogata fino alla fine di quest'anno al fine di assicurare la continuità nel trattamento e nella cura degli animali ospitati. Alla prima manifestazione di interesse hanno già risposto alcune associazioni, oltre naturalmente all'APA. Il criterio utilizzato per l'affidamento sarà quello del minor prezzo, con un valore complessivo stimato di circa 200.000 euro per il biennio in questione, ovvero 2,77 euro quotidiani per ogni animale ospitato, considerato il tetto massimo di 100 cani per lo spazio di Sant'Anna. Intanto, sempre in materia di canili, scoppia la grana fra la stessa APA, il comune di Cavarzere e quello di Chioggia. Materia del contendere, il grande rammarico dell'associazione di non poter concorrere a effettuare il servizio di recupero e ricovero per i cani del Cavarzerano. APA si era offerta di subentrare in una nuova convenzione, supportata dall'amministrazione di Chioggia, ma, sostiene la presidente Sara Naccari, il comune di Cavarzere ne ha fatto questione di soldi, rifiutando ben 2 offerte e procedendo altresì a un bando finalizzato ad assicurare la gestione a realtà private invece delle convenzioni fra comuni. L'Associazione Protezione Animali, costituita da volontari, ha raccolto circa 30 cani nel Cavarzerano dal 1 maggio scorso, quasi tutti poi adottati dopo essere stati trattati nel canile di Sant'Anna, dove esiste anche il servizio veterinario. Non si è fatta attendere la replica degli amministratori di Cavarzere. In una nota, l'assessora Chiara Tasso rimanda la palla nel campo del comune di Chioggia, specificando che quest'ultimo prima aveva consentito la stipula di una convenzione, poi abbiamo assistito ad un cambio di rotta attraverso il rilancio di un'offerta economica molto più elevata. Il bando Cavarzerano, peraltro, risulta ancora aperto alla partecipazione degli enti interessati. Tutto è pronto in città per accogliere la nave scuola Amerigo Vespucci nei giorni di domani e venerdì. La storica imbarcazione sarà ormeggiata al porto dell'isola Saloni e sono stati fissati 2 orari di visita. La Vespucci arriverà giovedì 12 fra le ore 8 e le 9 del mattino all'ingresso delle bocche di porto in diga a sottomarina, per poi accedere alla banchina dei Saloni verso le ore 10, dove nel pomeriggio, fra le ore 14 e le 17:30, sarà possibile visitarla a ingresso gratuito. Intanto alle 16 il comandante sarà in piazza Vigo, accolto dalla banda cittadina, e sfiderà in corteo fino al municipio, dove verrà onorato dal sindaco. Alle 18 le autorità civili ricambieranno la visita alla nave scuola e si aprirà il confronto con gli esponenti della Marina Militare riguardo politiche condivise per valorizzare Forte San Felice nel futuro. Venerdì mattina, 13 ottobre, dalle ore 10 alle 12, le visite saranno riservate alle scuole del territorio. In seguito, l'Amerigo Vespucci ripartirà in direzione Venezia. Le questioni relative ai parchi cittadini e alla loro effettiva sistemazione non si sono esaurite con la fine dell'estate. A sollevarle e a fare il punto su cosa finalmente è stato fatto è ancora una volta Laura Doria, la cittadina attivista che aveva sollevato il velo sulla faccenda nei mesi scorsi. Dopo 1 mese e mezzo dall'ultimo incontro con la società SST per la sistemazione dei parchi, racconta Doria, la situazione si sta evolvendo in maniera positiva, ma con più di una difficoltà. Sono state ad esempio saldate panchine e ripristinata la pavimentazione nelle aree attrezzate in via Niccolò Zeno, nonché posti in essere interventi riguardanti altalene e scivoli. Ma ad esempio, dal parco dedicato ai diritti dei bambini all'Isola dell'Unione sono spariti i cartelloni allestiti proprio dagli studenti, mentre ancora deve essere sistemata la fontanella e di difficile realizzazione appare l'impianto di videosorveglianza. L'articolo completo è nel blog Chioggia Azzurra. Questa sera dalle ore 20:45 nella sala conferenze del Museo Civico della Laguna Sud in Campo Marconi a Chioggia, i partiti della sinistra organizzano un incontro sul tema del referendum consultivo veneto in programma il prossimo 22 ottobre per invitare la cittadinanza ad astenersi dal voto. Referendum o truffa? È infatti il titolo dato all'iniziativa,
cui partecipano il segretario regionale di Sinistra Italiana Mattia Orlando, il suo omologo di Rifondazione Comunista Paolo Benvenu e il consigliere regionale del Movimento Democratico Progressista Piero Ruzzante. Ingresso gratuito. E allora siamo alla farmacia San Michele, qui abbiamo la dottoressa Vezzani. Dottoressa, cos'è questo macchinario qui? Cosa succede qui dentro? Questo strumento si usa per valutare lo stato di idratazione profonda della pelle e la situazione di eventuali particolarità personali che possono essere poi ricondotte alla normalità attraverso dei prodotti particolari e specifici. È disponibile lunedì 16 un esperto per fare questi esami e le persone che vogliono venire possono avere questo esame gratuitamente. E allora lunedì 16 qui alla farmacia San Michele di via Padre Emilio Venturini. Grazie. Ciao amici, buongiorno e ben trovati. Dunque sostanziali novità non ce ne sono, in quanto questo campo anticiclonico azzorriano si è già esteso praticamente all'Europa anche orientale e sta garantendo massimi di stabilità un po' ovunque. Le perturbazioni atlantiche sono costrette naturalmente ad elevarsi a latitudini molto a nord, quindi garantendo una piovosità più a nord possibile, e da noi non ci resta altro che bel tempo e naturalmente temperature più elevate del solito, ma naturalmente anche condizioni di umidità che cominciano a farsi sentire. Già questa mattina possiamo notare dell'umidità che sta salendo dal mare e ovviamente questa umidità tra qualche giorno diventerà naturalmente nebbia mattutina e nebbia notturna. Ovviamente possiamo già dirvi che a cavallo di venerdì, sabato e domenica questo anticiclone verrà super alimentato da aria molto calda di estrazione marocchina, la quale scivolando sul letto mediterraneo apporterà condizioni ottimali di stabilità, ma naturalmente un aumento di temperature e quindi anche del gradiente umido, e questo favorirà naturalmente delle nebbie piuttosto estese e anche persistenti durante le mattinate. Speriamo non avvenga, perché la nebbia è forse naturalmente molto peso della pioggia. Non si intravedono novità sicuramente almeno a fine 18-20 di ottobre. Le carte non si spingono oltre, quindi gli spaghetti sono particolarmente anonimi in questo periodo, quindi non riusciamo a vedere un cambiamento. Questa è la situazione, come vi ho già detto, è naturalmente una consuetudine nei mesi di ottobre degli ultimi 10 anni. Nulla possiamo fare se non attendere un cambiamento. Vi ringrazio e buona giornata.